Siu Stefano Martini de Pontbernard, nel comune di Peropurg, e per tanti anni mi sono interessato a lavorare per l'Ecomuseo della Pastorizia. Di anche gli ecomusei sono nasciuti nella legge 31 del 95, ma il nostro è nasciuto un po' di anni, è nasciuto negli anni 80, quando si siamo adunati che la nostra feo, era un cammino a sparire. Era stato in crusea con le feos di altre razze e pian pianete la feo sambucano si sparisce completamente. Avevamo proposte in consorzio e il consorzio l'avevamo chiamato l'Escarun, che in nostra lingua vuol dire un piccolo gruppo di feos. Il consorzio, l'Escarun, ha cominciato a lavorare per vedere la recuperare, la salvare. Una delle iniziative che abbiamo fatto è stata quella di un centro di selezione. Nei stabi venivano buttati i maschi più belli di razza, sambucano. Tutto un grosso lavoro. Di primo venivano donati agli allevatori e ai pastri che dovevano buttare meno troppo e dovevano più buttare da altri maschi. Quello è stata un'iniziativa importante e è quello che pian pianetto hanno cominciato a preparare l'Ecomuseo della Pastorizia. Ma di un momento tempo abbiamo cominciato a lavorare nell'Università di Aix-en-Provence. Abbiamo cominciato a lavorare di ricerca, io ero un giovane che facevo una tesi sull'emigrazione, ma sui pastri che abbiamo lasciato svalati per andare in Francia, e pian pianetto fa un grosso lavoro che ci ha permesso da un lato di fare una bella mostra e dall'altro di pubblicare un libro che è La Ruto. In un momento tempo è nascita la legge degli ecomusei, la 31 del 95, e noi a quel punto ci siamo adunati che abbiamo un ecomuseo. Nelle paste, lavoravamo nelle scuole, lavoravamo un po' tutti per valorizzare quel bel patrimonio culturale che sviluppa l'attività delle sfere. La mostra che ha due temi. Un è quello del recupero della feo sambucano, i lavori che sono in questa fase, tutte le vecchie tradizioni e tutto questo. L'altro tema è quello interessantissimo, importantissimo, della ruto, far la ruto, che vuol dire sarebbe lo viaggio che le feos facevano, le feos merinos francesi, facevano da Arles, dalla Croix, dalla pianura della Croix, facevano per arrivare ici di nostri svalados. Una tradizione viejo, XV secolo. No? E chi è che faceva quel viaggio nelle sfere, che durava mai di 20 giorni, 25 giorni? La ruta era fatta dagli uomini di montagna, delle svalados, del nostro svalato, della Valle Sturo, ma delle svalados vicine, della Val Mairo, della Val Grano. E si sta fa per tanti secoli. Curo si è arrivato al 1900 e che è stata l'emigrazione era ma che dell'inverno. Si stava d'inverno e prima di sta si veniva a lavorare ici, e invece ha cominciato a essere per sempre, per tutto l'anno. Andavano lì e stavano a valle, avevano comprato le bergerie, come di un'elis, avevano comprato un baron de feos e stavano a valle. Era
la rotta se fai più, fino ad arrivare in Italia, ma questi continuano a avere le smigiuse, a venire qui e a parlare il nostro lingue. Io in picciotto caseificio e in altro laboratorio qui da Pe lavoro la carne delle sfeos. De sobre io l'oste. Tutto ciò va in conto di din in percorso. Questo locale si sta dividendo in amande locali e vengono da questi in caro euro a cui Dencaire sta pian pianetto il lavoro di recupero della FEO. Per esempio è nasciuta una cooperativa perché quello che prodotto a donare dei buoni risultati. Beh, c'era io che fosse una cooperativa che vendesse niente. È nasciuta una cooperativa che esiste in Cairo, che funziona in Cairo, che è l'Ubar Massete. L'Ubar Massete picciotto barmo, no? Picciotto barmo, che è lo barmo delle Sbaricados, che in italiano è il giardino della regina Giovanna d'Angiò. Sia a Pontbernard, il paese è buttato proprio alla pe delle Sbaricados. Una ruaccio dreccio e lungo che barola la Valado, ma che di un mesmo tempo ha una tradizione proprio bella, che è quella della Reinogiano. La Reinogiano passavo uscì di nostro Valado, calavo dalla Provenza e andavo a Napoli e quando passavo uscì avevo le nemiche che li curiamo a presa. Li curiamo a presa e noi non arrivai di una barricata a usare la testa e a visto lo giardino, a visto in giardino, a visto lo bar Massete. E a dire, oddio, può essere amun, perché qui finisce che questi qui mi arrivano a presa e mi fanno fuori. E se sento a usare, e si arriva a amun, e si sta una settimana a amun, aveva rende a mangiare, ma si sciù una pianta di pomme, si può mangiare, e più presto torno a ripresa via e si va avanti.